Tant'è che qualcuno disse: perché non ci citofoniamo? E un altro rispose: non c'è il citofono. Insomma, niente. I greci non riuscivano ad entrare a Troia. Questa iniziativa teatrale fa parte delle attività che rientrano nel progetto europeo Alterenesi. Questo progetto è finanziato sempre da un programma, appunto, finanziamento europeo per l'81%, per il 15% dal Ministero dello Sviluppo Economico. Riguarda la sostenibilità energetica, quindi efficienza energetica, risparmio energetico e energie rinnovabili, che sono un tema estremamente di attualità. Calipso. E perché alla sera? Sì, appunto, ha ragione Tetide. Alla sera ti vediamo piangere al tramonto, come mai? Perché io penso alla mia amata Ittaca, a mio figlio Telemaco e mia moglie Penelope. Cosa? Penelope? E vattene! Gli uomini sono tutti uguali. Calipso, sono Hermes. Ha detto a Atena di lasciare andare Ulisse, altrimenti Zeus si arrabbierà con te. Herpes? Chi sei tu? Herpes? Ma che Herpes? Hermes! Va bene, lascialo andare. Se lo dice lei, te lo lascio andare. Herpes. Hermes! Falli la cacca sulla testa. Ma sei appena fatta la permanente. Non vedi? Sei cieco? Perché Polverara e perché i ragazzini di Polverara? Il motivo è perché abbiamo selezionato all'interno del progetto Alterenesi una piccola comunità, quindi un comune al di sotto di 20.000 abitanti, nel quale andare a fare le azioni di progetto. Le azioni di progetto riguardavano sempre il risparmio energetico, sempre l'utilizzo di rinnovabili. Abbiamo fatto degli studi di fattibilità in questo comune per vedere di migliorare determinate infrastrutture che c'erano, tipo il municipio, la scuola elementare e anche una caldaia a teleriscaldamento che funziona ormai da qualche anno e che riscalda sia edifici pubblici sia una zona residenziale nuova, utilizzando biomassa. Questo progetto in auditorium che ci hanno spiegato alcune cose. Adesso siamo 4 gruppi dove ogni gruppo ha una scena da fare. Nel nostro gruppo dobbiamo fare l'isola di Calipso, in altri gruppi c'è l'inferno e via così. Stiamo facendo l'Odissea alternativa e dobbiamo realizzarla con materiali di riciclo. Era iniziato come una riunione per vedere le energie alternative e non alternative. Dopo hanno detto che era uno spettacolo. Facciamo l'Odissea alternativa, sì dai. Sicuramente è fondata sul riciclo. È fondata sul riciclo con materiali di riciclo fatti dalla terza media. La seconda media invece fa la pubblicità e noi facciamo lo spettacolo, noi siamo gli attori. Noi abbiamo il compito di preparare le scenografie con materiali riciclati. Stiamo usando le bottiglie riciclate, tagliate, sgocciolate dall'acqua asciutte per fare delle spade. C'è chi le sta appiattendo e dopo in teoria le rompono, però non sappiamo per cosa. Poi ci sono dei cartoni utilizzati per fare le mura della città, degli scudi, sempre con il cartone ritagliato, delle asce con pezzi di legno e il cartone. Poi c'è chi con dei bancali stanno costruendo delle zattere e con un pezzo di tovaglia alla vela.
con lana, bottiglie di detersivi, dovrebbero fare un libro per una scena e stanno costruendo anche degli uccelli come corpo hanno le bottiglie di detersivo, come occhi hanno 2 tappi di bottiglie attaccate, come ali stavano provando ad usare del legno. Manico di scopa vecchio, bottiglie vuote, ritagliate, incollate tra loro e viene fuori la spalla. Abbiamo accolto molto felicemente la proposta di Veneto Agricoltura di presentare ai ragazzi un progetto di sensibilizzazione sulle energie alternative. Ricordo che il Plesso di Polverara ha installato un impianto fotovoltaico di ultima generazione qualche anno fa e questo ci dà l'occasione proprio di presentare ai ragazzi anche molti temi didattici legati per esempio alla geografia, potendo fare in modo che essi tocchino con mano il valore e l'importanza di orientarsi verso fonti pulite e non inquinanti di produzione di energia elettrica e di altre forme di energia, quali l'energia termica, per esempio l'energia eolica o l'energia geotermica. Sto spellando la testa dei fili per procurare materiale a Erdi. Io sto stabilendo il contatto sto intrecciando i fili per stabilire il contatto tra dinamo e la lampada per fare luce, per fare la luce dell'occhio del ciclope. Io ho appena finito di spellare questi fili e appena Erdi avrà preparato i contatti noi inseriremo quella lampada dentro al secchio, inseriremo la lente e dopo faremo passare i fili di dietro, attaccheremo questa dinamo con i fili e la legheremo alla cintura per fare in modo che girando la dinamo qua si accenda la luce del ciclope che è sulla testa. Con queste 2 ragazze che fanno parte del progetto Alter Energy abbiamo trovato un modo per comunicare nel nostro paese con il volantinaggio. Infatti noi abbiamo fatto con dei programmi sul computer abbiamo fatto un volantino. Questo volantino dopo ci abbiamo un po' discusso e nel secondo giorno del nostro incontro ci siamo divisi in 3 gruppi e abbiamo parlato, nel mio gruppo abbiamo parlato dei contenuti del nostro volantino. Il progetto Alter Energy ha permesso alla comunità di Polverara di sviluppare il tema delle energie rinnovabili e del risparmio energetico in vari ambiti. Dal punto di vista amministrativo siamo stati accompagnati nella definizione del PAES, il piano d'azione per l'energia sostenibile, uno strumento indispensabile per pianificare i futuri interventi tesi a risparmiare energia e a ridurre l'impatto ambientale. Oltre a questo sono stati prodotti diversi risultati anche in ambito educativo, il principale è lo spettacolo teatrale L'Odissea Alternativa che ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole medie del nostro paese. Con questo spettacolo è stato sviluppato il tema delle energie rinnovabili coinvolgendo da un lato i ragazzi che hanno prodotto lo spettacolo teatrale ma dall'altro anche le loro famiglie che hanno potuto assistere alla messa in scena dello spettacolo teatrale nell'ambito della tradizionale Fiera della Gallina di Polverara e che hanno potuto così prendere parte a questo processo educativo in cui sono state coinvolte le scuole. Comune di averci dato questa grande opportunità.
siete arrivati a fare uno spettacolo sull'energia alternativa secondo voi? Perché il mondo è molto inquinato e bisogna imparare a riciclare e a pulirlo. Adesso utilizzerete energia alternativa? Sì. Come? Dando un messaggio all'interno del nostro spettacolo, del nostro teatro. Quali sono i costumi di scena? Allora, Ferruccia, Petruccia e Ferruccio, che sono i protagonisti della scena iniziale, sono in pigiama. Col cuscino. Col cuscino e un matersino. Sono gli unici in pigiama? No, dopo ci sono altre persone che devono fare le altre scene, sempre con noi che dormiamo e siamo tutti in pigiama. Il mondo è a rischio di estinzione se non si capisce bene la lezione che la terra ti è data se fai la differenziata. Sole, vento, acqua, sorgiva